Una buona giornata, bentrovate e bentrovati, prima edizione in questo sabato 30 agosto alle 12 puntuali come sempre, insieme fino alle 13:30 con la nostra prima edizione. Tante le notizie dal territorio, tanta la cronaca. A tenere banco in queste ore sono ovviamente le notizie che arrivano dai territori causate dal maltempo che non ha lasciato scampo all'intero Veneto. L'allerta gialla è in vigore fino a oggi alla mezzanotte e ne vediamo gli effetti in queste ore sul territorio nelle scorse ore. Tanto colpita è stata la provincia di Padova che ha avuto anche in città, in centro città, degli allagamenti. Ripercorriamo quanto successo ieri più o meno all'ora di cena con la nostra Chiara Gaiani. 2 ore di pioggia incessante e vento forte, pesanti le conseguenze del violento temporale che si è abbattuto sul Padovano nel pomeriggio di venerdì. Alla fine mezza città è finita sott'acqua, con danni anche in provincia. 25 gli interventi dei vigili del fuoco, oltre 100 le chiamate di soccorso arrivate al centralino del 115, dove si sono messi subito al lavoro anche i volontari di Borgorico con motopompe e idrovore. I disagi maggiori per allagamenti a Padova città, dove sono caduti in 2 ore 50 mm di pioggia, si sono registrati ancora una volta nel quartiere della Madonna Pellegrina a Brusegana. Difficile anche la situazione all'Arcella. Sono caduti anche alcuni alberi in via Vigonovese, in via Maroncelli, dove sono intervenuti i vigili del fuoco. Molte le difficoltà anche in provincia. Allagamenti si sono registrati ancora una volta a Terradura e Due Carrare e nella zona Terme Colle Euganei, con criticità a Montegrotto. Nella zona a nord della città, Vico d'Arzere, si è staccato uno dei pezzi di lamiera che copre la punta del campanile della chiesa di San Martino a circa 80 metri d'altezza, dove si è resa necessaria la chiusura della strada e dei parcheggi vicini. A Cadoneghe, in via Piave, è stato necessario l'intervento della protezione civile e della polizia locale per pulire e smaltire dell'olio emerso da una cisterna durante il temporale. Non solo il Padovano, duramente colpita anche la zona della montagna del Bellunese. Infatti per noi da Sofranco c'è Fabio Fioravanti con Stefano Bozzi che sono sul posto. Un masso è caduto sulla strada provinciale, lo vediamo inquadrato dalle immagini di Stefano Bozzi. Fabio, buongiorno, la strada è ancora chiusa? Grazie per la linea. Quelli che Stefano Bozzi sta inquadrando sono i sassi, e ce n'è uno davvero che fa impressione pensare quando è caduto dalla montagna sulla strada provinciale 251. Siamo in comune di Longarone, in una frazione che si chiama Sofranco. Strada interrotta, ed è la strada che porta in Val di Zoldo, quindi qui non so se chiedere al sindaco della strada nel suo comune o al presidente della provincia dello Zoldo, che è isolato, perché fino adesso per arrivarci che giro bisogna fare? Adesso bisogna fare un giro lungo, bisogna passare dalla parte a Gordina, che penso che sia la più veloce, anche se rispetto a questa è veramente molto più lunga, ed è un grave disagio. Oppure bisogna passare per Cibiana, che è l'alternativa. Una strada lunga quanto tempo? Sicuramente ci si mette un'ora in più almeno, quindi il disagio è forte. Per fortuna questo masso non ha toccato nessuno durante questa pioggia che stanotte, ieri sera, è caduta e ha creato disagi in diverse parti della provincia. Questa però è l'intervento più grosso e quindi adesso purtroppo la strada è ancora chiusa, ma insomma fra 2 o 3 ore sicuramente verrà riaperta. Tra l'altro, sindaco, qui parlo col sindaco, se Stefano fa vedere la montagna dove c'erano ancora gli operai, è uno dei pochissimi pezzi non imbrigliati, perché se invece Stefano va verso destra si vedono lavori anche recenti. Con Stefano, se puoi andare verso la tua destra e facciamo vedere, era quasi tutto imbrigliato. Capita purtroppo sempre così, e questa è un'estate veramente maledetta, perché insomma dalla frana di Cancia a San Vito, adesso anche questa, e poi in altre parti, come dicevo prima, della provincia. Qui è stato fatto un grandissimo lavoro da Veneto Strade a più riprese in questi anni, sono stati investiti alcuni milioni di euro per mettere in sicurezza questa strada. In effetti questo era il punto che sembrava fosse più sicuro e più tranquillo, e quindi al momento non era stato ancora imbrigliato. Adesso oggi è stata messa una rete, e poi da lunedì si farà un intervento
più invasivo come quello che è un po' più qui vicino, che permette, ripeto, di proteggere la strada e quindi permettere a chi la percorrerà totale sicurezza. Anche perché abbiamo detto fa 2 o 3 ore stare aperta, ma a senso unico alternato, perché verranno messe delle protezioni perché se cade qualcosa non ci siano rischi per chi passa. No, ma sicuramente sì, giustamente a senso unico alternato, perché non ci sono alternative. Qui la situazione in questo momento non è di sicurezza al 100% per tutta la carreggiata, e quindi con Veneto Strade si è deciso questo, e penso che sia la scelta di maggior responsabilità e più logica, anche per non, ripeto, tenere isolato la Val di Zoldo, che ripeto, come ho detto prima, non è isolata, che sia chiaro, insomma, ci sono 2 direttrici per raggiungerla, però il tema è che i tempi sono molto più lunghi. Fortunatamente oggi non è una giornata di sole splendente, quindi questa mattina salendo da Belluno devo dire che non c'era la coda dei sabati e delle domeniche che in questi ultimi fine settimana abbiamo visto, di gente che saliva verso le Dolomiti, verso le montagne. Per quanto dobbiamo dire che noi che siamo arrivati da poco, 2 o 3 macchine sono fermate a chiederci informazioni perché avevano il check-in negli alberghi, avevano paura tra l'altro di perdere la stanza. Tra l'altro siamo su una strada provinciale, lei ha sempre parlato di Veneto Strade, ma in realtà lei mi diceva questa è una strada che fa parte di quelle che dovranno passare a ANAS. Sì, questo è il passaggio che è stato già definito e che ora aspetta solamente di essere messo nero su bianco. È una di quelle strade di circa 300 km che dovranno passare in gestione ANAS da Veneto Strade. Io ringrazio però veramente Veneto Strade, che con le proprie maestranze sin dalle prime ore della notte è venuto qui sul posto, sta seguendo. Qui ancora ci sono operai che stanno lavorando in montagna e qui anche sulla strada per garantire, ripeto, la gestione di questo tratto purtroppo sfortunato in questo contesto, e quindi da parte mia un grazie di cuore a loro. E visto che lei è Presidente della Provincia, che la Alemagna, la Frana di Cancia è vostra competenza, le cose come stanno andando? Perché abbiamo visto che l'ultima frana ha travolto in realtà quelle barriere che erano state costruite per arginare eventuali frane come quella che si è verificata. Ma anche in queste ultime ore le piogge di ieri hanno provocato un po' di riempimento delle vasche che noi avevamo liberato a seguito di quello che era avvenuto a Cancia a giugno. La cosa va monitorata, dobbiamo costantemente garantire un controllo della situazione. Lo facciamo a Cancia, viene fatto da ANAS più a nord verso San Vito, insomma. È un'estate complicata, devo dire la sincera verità, non ce l'aspettavamo così, ma purtroppo penso che mai come quest'anno sia piovuto. Devo ridare la linea allo studio per un'ultima cosa brevissima. Quando eravamo proprio sulla frana, lì sotto il Venco, il vice sindaco di San Vito ha detto non si può andare avanti così perché le frane ci saranno sempre, bisogna pensare a un altro via di scorrimento che sia dall'altra parte della vallata, che sia un tunnel, ma così altrimenti sarà sempre così. No, ANAS so che sta già lavorando su una progettazione per mettere in sicurezza definitivamente proprio quel tratto di strada, diciamo sulla falsariga di ciò che è avvenuto più a nord ancora ad Acquabona, però lì bisogna fare un intervento sicuramente più invasivo. Sembrerebbe che la soluzione viadotto sia migliore rispetto a quella in galleria, troveranno la soluzione gli esperti perché lì è un problema che va risolto. Grazie al Presidente della provincia, nonché in questo caso qui a Sofranco, sindaco di Longarone, perché siamo in comune di Longarone. La linea torna allo studio. A Fabio Fioravanti e ovviamente anche al sindaco di Longarone Padrin, perché ricordiamo, poi l'hanno accennato durante il collegamento, che ieri è scattato nuovamente il semaforo rosso sull'Alemagna San Vito di Cadore, a scendere ancora la frana dalla Marcora, e gli interventi li abbiamo sentiti, sono quelli della definitiva messa in sicurezza che si prevedono dunque ancora lavori su quel tratto. Maltempo che non ha risparmiato a nemmeno la Marca. A Castagnole di Paese un cipresso è caduto proprio sulla cinta muraria di un cimitero, devastandolo. Vediamo.
Il colpo d'occhio è impressionante, prima il boato dei tuoni, poi il vento fortissimo, infine la pioggia scrosciante. Su Castagnole, a Paese, si è abbattuta una vera e propria tromba d'aria, oltre a improvvisi blackout, sbalzi di tensione, gli alberi caduti. Danni ingenti, soprattutto al cimitero, dove un cipresso secolare è caduto sulla cinta muraria sfondandola e danneggiando di conseguenza numerose tombe. È un cipresso di quanto? 200 anni, 300 anni? È incredibile che venga giù in quel modo. Sono arrivata qui perché mi pareva impossibile che un cipresso potesse cadere. È una cosa che ti colpisce, insomma, perché è un luogo sacro, e sacro per la memoria e anche per coloro che ci hanno lasciati. Vento che non ha lasciato in piedi nemmeno l'albero più grande del giardino della scuola elementare Pascoli. Abbastanza brutto. È brutto da vedere, meno male che non ci sono bambini. C'erano i tuoni, lampi che mi illuminava la cucina. Io sì, avevo paura, anche perché ero a casa da sola. 2 giugno del 66. E cosa è successo? È successo l'angelo, una tromba d'aria. E ieri sera è successa una cosa che le hai ricordato? Quasi uguale, quasi compagna. Danni abbastanza pesanti, soprattutto al cimitero. Qui fortunatamente si è abbattuto all'interno del giardino della scuola, sfiorando l'edificio in minima parte, però un vento talmente forte che addirittura ha alzato tutta la zolla circostante. L'albero è sanissimo. Giornata di grandi lavori a Castagnole per la rimozione e la messa in sicurezza dei luoghi. Ora resta da quantificare l'entità dei danni. Abbiamo ricevuto tante segnalazioni da parte di cittadini, in effetti con cabine dell'Enel, quindi luce disattivata, piuttosto che semafori che sono stati subito ripristinati. Purtroppo questo evento sono eventi imprevedibili. Siamo fortunati che non ha coinvolto e non ci sono stati feriti, quello sì. Da Paese a Spresiano, una trattoria, quella della stazione vicina al sottopassaggio, è finita completamente sott'acqua. Una signora che ci ha dato una mano gentilissima a buttare fuori l'acqua. Si commuove la proprietaria della trattoria alla stazione di Spresiano. Non poteva credere ai suoi occhi quando ha visto l'acqua entrare nella cucina e nella sala, allagando l'intero locale. Con l'arrivo di temporale, essendo stato male il lavoro dell'asfalto, l'acqua è entrata purtroppo nella trattoria. Purtroppo non è la prima volta che succede, eppure la soluzione definitiva ancora non si vede. Sono già 4-5 anni che stiamo chiedendo aiuti per risolvere il problema. Speriamo che adesso arriverà, perché abbiamo ricevuto qualcosa anche da comune, qualche risposta. I clienti arrivati da lontano per cenare hanno dovuto fare dietrofront senza neppure riuscire a sedersi. Abbiamo perso i clienti che avevano prenotati, sono arrivati, sono girati, tornati perché l'acqua era dentro, noi stavamo buttando fuori l'acqua. Hanno prenotato, hanno fatto 30 chilometri per mangiare e sono andati via indietro, che non sono riusciti di entrare. Tra le difficoltà però anche un segnale di solidarietà. Una cliente della zona si è precipitata a dare una mano. Abita più avanti da qua, non tanto lontano, ma siamo rimasti contenti. Così dunque dal Trevigiano, invece nel Vicentino, anche lì la pioggia e la grandine hanno battuto, e da Gambugliano c'è il nostro Daniele Garbin, perché una tragedia è avvenuta in mattinata, probabilmente proprio per il maltempo. Di che cosa si tratta? Un anziano 67enne ha perso la vita. Buongiorno Daniele. Buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori. Sì, è proprio successo in quell'annesso rustico dove là in fondo ha perso la vita Paolo Sella, 66 anni, come dicevi. Questa mattina, probabilmente per verificare i danni, questa è la prima ricostruzione, il condizionale d'obbligo, è salito sul colmo di uno di quei capannoni per controllare lo stato di salute del tetto. Il colmo, infatti, abbiamo visto, presenta dei segni proprio di deterioramento, probabilmente dovute all'acqua e al vento. Ha perso l'equilibrio a un certo punto ed è
precipitato al suolo e lì proprio non c'è stato più nulla da fare. L'allerta è avvenuta subito al SUEM, che è intervenuto con automedica, i medici sono arrivati ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. A questo punto il capannone è chiuso, noi abbiamo parlato con il figlio che è presente e una serie di parenti che si sono subito radunati, ovviamente non c'è nessuna voglia di parlare, sono chiusi nel loro dolore e noi abbiamo assistito anche all'operazione dei rilievi della polizia locale che ha transennato il capannone e stava comunicando al magistrato la situazione, probabilmente a breve verrà posto sotto sequestro, la salma è ancora lì. Ovviamente bisogna spendere sempre il nulla osta da parte del magistrato, si indaga ancora, ecco, questa è l'ipotesi più probabile, sembra proprio che preoccupato di quello che potevano essere i danni sia salito sul tetto e questo controllo gli è stato fatale. Per il momento poi eventualmente questo è tutto, se avremo altre informazioni chiederemo la linea, da Gambugliano è tutto, a voi la linea. Grazie Daniele, continueremo a seguire la vicenda anche nel telegiornale ovviamente del Veneto dalle 18:30 e rimaniamo nel Vicentino, vediamo qual è stata l'entità dei danni causati dal maltempo in provincia. Sono residente qua di fronte e sono tornato ieri sera molto tardi e quindi ho visto che c'era del trambusto, ma non mi aspettavo una situazione del genere. Mi dispiace molto perché so che c'è una persona disabile, c'è anche una bambina che vedo spesso giocare qui e spero possano sistemare e far rientro a casa. Purtroppo ieri sera questa strada era un fiume in piena, c'erano credo 20 centimetri d'acqua che scendevano dal monte, lì c'era tutta una cascata d'acqua, quindi in un'ora credo sia scesa l'acqua di un mese. La bomba d'acqua che ieri sera ha colpito Monteviale ha costretto all'evacuazione 3 famiglie di via Calle Curta, un grande disagio vista la presenza anche di 2 persone invalide. È qui che la bomba d'acqua ha fatto il danno maggiore, anche se ha colpito buona parte della provincia a ridosso dei Berici tra il capoluogo ed Arcugnano. 38 complessivamente gli interventi dei vigili del fuoco, impiegati per lo più per la rimozione di alcuni rami caduti e qualche scantinato allagato. A Suvizzo il comune ha aperto il COC in via preventiva. A Monteviale resta l'amarezza per quanto accaduto e la consapevolezza di dover preventivare in futuro infrastrutture di drenaggio più efficaci. Ci deve essere un bacino di laminazione che in qualche maniera capti le acque piovane e le distribuisca verso valle, perché la situazione che c'è non è più sufficiente. Quanto stima sarà il danno a vederla una cosa del genere? No, questo non glielo posso dire perché praticamente c'è tutta la parte di rimonta del cortile che è scivolata ed è una frana. Non è una cosa molto semplice da gestire, nel senso che prima devono mettere in sicurezza tutta la parte di cortile e poi eventualmente mettere in sicurezza la scarpata. È un danno piuttosto grosso, diciamo. Questo non è un punto, però ci sono dei punti. Via Fraina mi viene in mente, abbiamo anche presentato un'interrogazione in merito in Consiglio Comunale perché ha dei punti critici. Ci sono sì delle aree dove sappiamo anche su in zona Praverde sta smottando un pezzo di terra. Così dal Vicentino l'allerta gialla, come abbiamo detto, continua fino alla giornata di oggi con particolare attenzione all'innalzamento dei livelli idrometrici del fiume Adige e probabile superamento del primo livello di guardia nella sezione di Verona. Continueremo a monitorare dunque l'andamento del maltempo. Ci colleghiamo da Padova invece adesso con la nostra Chiara Gaiani, dove vedo che invece splende il sole. Chiudiamo la pagina del maltempo e passiamo a quella della cronaca. Un episodio davvero spiacevole, ancora delle minorenni, delle giovani bulle che si sono prese gioco di una signora disabile. Che cos'è successo, Chiara? Buongiorno. Sì, buongiorno Edi, buongiorno a tutti i telespettatori. È davvero un episodio sconcertante quello emerso in queste ore. Lunedì scorso, piazzale della stazione 10:30 del mattino, una donna di origine straniera con una disabilità che si muove con una stampella si trovava in un locale di via Norma Cossetto ed è stata presa di mira da 5 giovanissime. Una ha solo 13 anni, 3 ne hanno 16 e una ne ha
ha 17, hanno iniziato a prenderla in giro, a deriderla, a spintonarla, le hanno addirittura tolto la stampella quando questa signora che tentava di difendersi è entrata nel bagno del locale a colpirla, pensate, con gli spruzzi di una pistola ad acqua. Davvero dei gesti inqualificabili che sono continuati quando la signora, nel tentativo di sottrarsi alle mire, a quanto stavano facendo ste 5 piccole bulle, ha tentato anche di uscire dal locale. È stato chiamato il 113, sono arrivate le volanti della polizia che ci hanno messo davvero poco a individuare il gruppetto delle 5 ragazze, peraltro tutte conosciute per episodi simili accaduti in passato, soprattutto ai danni di coetanei, rapine, anche dei tentativi di lesioni nei confronti di coetanee. Gli agenti hanno poi recuperato anche le immagini di videosorveglianza del locale e ricostruito quanto avvenuto, quello cioè che vi abbiamo raccontato poc'anzi. Il questore di Padova ha immediatamente avviato tutte le procedure che è possibile fare in questi casi nei confronti di 4 ragazze, le 3 sedicenni e la 17enne. È stato emesso un provvedimento, il cosiddetto Daspo Willy, quindi per 3 anni dovranno stare lontani da tutti i locali pubblici, anche dal piazzale della stazione. 2 di loro sono state raggiunte anche da un avviso orale e ovviamente stanno andando avanti perché tutto è stato segnalato alla procura presso il Tribunale dei minori di Venezia. E vi rubo un altro minuto per raccontarvi i dati di quanto è stato fatto in quest'ultimo anno. Sono, pensate, 107 i minorenni da inizio anno che sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Venezia per reati vari, anche connessi agli stupefacenti, ma anche per rapine e lesioni. 15 sono stati arrestati, in tutto il 2024 sono stati 108, quindi davvero dei numeri che danno il segnale di un fenomeno sempre più preoccupante. Ecco, direi che ci aggiorniamo alle edizioni di questa sera. Ringrazio per la collaborazione tecnica il collega Federico Cibotto. Da Padova Editi restituisco la linea. Grazie Chiara per gli aggiornamenti sempre puntuali. Continueremo ovviamente ad occuparci del tema continuiamo a parlare invece però nel bassanese. Parliamo ancora di bulli cosiddetti Maranza che anche nella Pedemontana sono arrivati e soprattutto hanno colpito nel quartiere San Marco di Bassano del Grappa. Siamo nel quartiere San Marco di Bassano, i residenti ci hanno contattato per raccontarci di una rissa che sarebbe venuta proprio qui alle mie spalle in questo parcheggio tra un gruppo di ragazzi che si sono affrontati a colpi di bottiglie rotte. Poi sono intervenuti i carabinieri, oggi non c'è tanta voglia di parlare tra i residenti anche perché in pochi a quanto pare hanno veramente visto tutto quello che è accaduto. Ci sono delle telecamere ma ci raccontano non tutte sono funzionanti. Sono stati gli stessi residenti del quartiere San Marco di Bassano del Grappa a raccontare alla nostra redazione quello che hanno visto. Un gruppo di giovani Maranza, un termine che indica ragazzi violenti, spavaldi, sbruffoni, tra i 16 e i 20 anni, si sarebbero affrontati a colpi di bottiglie rotte nel parcheggio a pochi metri dalla chiesa e da alcuni negozi. Immediate le telefonate ai carabinieri, ma i violenti sono fuggiti poco prima che i militari giungessero sul posto della rissa, il parcheggio dell'asilo di San Marco. Siamo stati sul posto, ma la paura fra i residenti li porta a voler rimanere anonimi e anche tra i negozianti e i passanti che abbiamo incontrato c'è poca voglia di raccontare, con gli stessi residenti che poi hanno dovuto ripulire la zona dai cocci di vetro e che confessano di avere paura di uscire la sera. La richiesta, avanzata anche all'amministrazione, è di mettere in funzione tutte le telecamere della zona e di aggiungerne di nuove. E i Maranza sarebbero protagonisti in negativo anche a Lusiana Conco, da dove arriva il racconto di una nostra telespettatrice che denuncia degrado e violenze verbali, consumo di alcolici, schiamazzi a tutte le ore e frastuono insopportabile delle loro moto lungo le vie del paese e nei parchi, schiamazzi che i residenti avrebbero cercato più volte di limitare senza successo. Ecco dunque la richiesta di maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine, controlli concentrati soprattutto a Bassano o Asiago, sostiene la nostra telespettatrice, molto meno nei comuni più piccoli come Lusiana Conco,
dove questi fatti sono campanelli d'allarme che non vanno sottovalutati. La morte di Fatos Cenaio a Fontaniva, c'è una svolta nelle indagini, l'uomo sarebbe stato ucciso per vendetta. Non un mero incidente di caccia o un semplice, per quanto inquietante, proiettile vagante sparato per errore. Fatos Cenai, l'uomo colpito alla testa l'8 giugno scorso a Fontaniva e morto dopo 3 giorni di agonia, sarebbe stato vittima di un agguato, di un gesto quindi intenzionale, forse una vendetta. Per questo sotto inchiesta c'è un uomo le cui generalità non sono state ancora rese note. L'accusa per lui è quella di omicidio volontario. Il riservo degli inquirenti è massimo, ma l'indagato sta partecipando con il proprio difensore a tutti gli accertamenti richiesti dalla Procura della Repubblica di Padova, dall'autopsia sul cadavere alla perizia balistica portata avanti dai carabinieri del RIS di Parma. Il 59enne di origini albanesi era stato colpito alle spalle, il proiettile lo aveva raggiunto dietro l'orecchio sinistro per poi uscire dal sopracciglio destro. Nell'immediato, vedendolo riverso agonizzante a terra, c'era chi aveva pensato a un malore, addirittura un pirata della strada. Per giorni si è parlato di un giallo, di un vero e proprio mistero. Ora invece la pista è quella della vendetta, del regolamento di conti, con gli inquirenti impegnati a individuare un solido movente. Chi voleva dunque uccidere Cenai, ma soprattutto perché l'uomo ex guardia carceraria in Albania era arrivato da pochi anni nel Padovano per raggiungere moglie e figlia, si sta scavando nel suo passato. Così dunque la ricostruzione e la svolta delle indagini. Ora torniamo al caso dell'aggressione al docente di matematica di Bassano, accoltellato lunedì mattina. Oggi in tribunale a Vicenza la convalida del fermo, resterà in carcere il 33enne trevigiano accusato di tentato omicidio. Il ragazzo ha risposto alle domande di tipo generico sulla propria residenza, sulla propria condizione, ha ribadito la volontà di avvalersi della facoltà di non rispondere, così come mi aveva già preannunciato che era anche doverosa una simile scelta di fronte a un blackout spazio-temporale mnemonico che il ragazzo non ha superato. Resta in carcere Alberto Zago, il 33enne di Quinto di Treviso, accusato di aver accoltellato alle spalle un docente di matematica del liceo Brocchi lunedì mattina e arrestato dai carabinieri grazie all'indicazione di un tassista il giorno successivo mentre si trovava su una panchina nel piazzale della stazione di Bassano. Una situazione di grave disagio, quella di Alberto Zago, ha spiegato l'avvocato Villanova all'uscita dal Tribunale di Vicenza. Io mi sto attivando adesso per recuperare la documentazione relativa al pregresso, allo storico della cura del centro di salute mentale. Vedremo la documentazione con consulente. Un giovane confuso che di lunedì mattina non ricorda nulla, Alberto Zago. L'avvocato Villanova, una volta ricevuta la documentazione dalla comunità che aveva ospitato il 33enne fino allo scorso dicembre e dai servizi sociosanitari che lo avevano in cura, in accordo con la famiglia nominerà un consulente e procederà con la richiesta di incidente probatorio con l'obiettivo di trovare una misura alternativa al carcere. Se sarà possibile trovare la disponibilità di una comunità o di un luogo diverso dal carcere, un'istanza per gli arresti domiciliari. Così l'avvocato dunque, mentre la mamma di Alberto Zago chiede scusa alla famiglia del professore accoltellato e per pochi minuti la donna ha potuto abbracciare e parlare con il figlio. Volevo solo, sono la mamma di Alberto, scusarmi con la famiglia e con il professore. Purtroppo mio figlio ha dei problemi e non ha mai accettato di averli. Io ho fatto del mio meglio per aiutarlo, perché comunque lui non vuole proprio farsi aiutare e non vuole prendere la terapia. Cerca di trattenere l'emozione Simonetta Franco. Pochi minuti prima in tribunale a Vicenza aveva riabbracciato il figlio Alberto Zago in carcere con l'accusa di aver accoltellato un professore di matematica del liceo Brocchi di Bassano lunedì mattina. Gli ha parlato, gli ha detto che la sua famiglia è con lui. Da mesi Alberto Zago non tornava nella casa di Quinto di Treviso, un allontanamento volontario dopo che da dicembre non aveva più fatto ritorno nella comunità
comunità del Bellunese dove viveva da qualche anno. Nella voce quasi sussurrata di mamma Simonetta, la solitudine di famiglie che si trovano a convivere con una malattia che sulle spalle pesa come un macigno. Anche oggi ho rifiutato i domiciliari perché se lui non prende la terapia è cattivo e ho paura io come prima persona, come mamma. Quindi io spero solo che capisca che senza terapia lui non può vivere. Volevo scusarmi da parte mia e di mio figlio più piccolo e anche da parte sua perché lui non sa di essere così, insomma lui non si rende conto di quello che fa. Grazie. Queste le parole della madre. Dunque, intanto il professore accoltellato è stato dimesso dall'ospedale e è ritornato a casa. Chiedo alla regia proprio di mettere in onda il contributo che ci arriva da Bassano. Buongiorno da Bassano del Grappa, oggi giornata di mercato, giornata in cui la città ancora si interroga su quel che è successo lunedì mattina, l'aggressione ad un docente del liceo Brocchi. Diamo a proposito gli ultimi aggiornamenti: il professore è stato dimesso dall'ospedale San Bortolo di Vicenza dove è stato operato per la coltellata che aveva ricevuto all'altezza della spalla sinistra, è rientrato a casa, ci fanno sapere i familiari, sta bene, si sta riprendendo perché il colpo oltre che fisico è stato anche psicologico e piano piano concluderà e proseguirà le cure che i medici gli hanno prescritto e poi nel più breve tempo possibile si spera tornerà anche in servizio al liceo Brocchi nella zona in cui stava passeggiando prima di essere accoltellato dal 33enne di Quinto di Treviso Alberto Zago. I vicini di casa del professore hanno portato anche un piccolo omaggio in segno di vicinanza e di solidarietà per quello che gli è successo. La vicenda, come detto, ha scosso la città di Bassano, ma ha fatto scalpore anche altrove. Abbiamo raccolto su questo alcune opinioni dei cittadini presenti oggi in città, allargando poi la questione anche al fenomeno generale delle violenze e delle risse, cominciando dal fenomeno dei Maranza. Ha sentito dell'accoltellamento del professore di lunedì, sì. Ecco, cosa pensa, cosa si può fare in situazioni del genere? Ma è difficile dire perché se veramente questo era uno squilibrato è una cosa imprevedibile. Poteva capitare a chiunque. Triste, ma non so cosa dire, insomma. Inquietante proprio che sta succedendo molto spesso queste cose. Cosa si potrebbe fare? Bisogna partire dai radici, secondo me. Non si può risolvere mettendo in prigione quello che vuoi o un'istruzione all'inizio o a causa delle famiglie, non so. Però è preoccupante questa zona perché anche andare in giro di sera do sempre un'occhiata al gruppetto dei ragazzi perché bisogna stare attenti. Queste cose qua iniziano a essere un po' preoccupanti, nel senso che noi siamo abituati magari su grossi centri, grosse città in cui questi fatti si verificano, è preoccupante insomma. Dopo, ripeto, secondo me ci vorrebbe da parte proprio anche delle forze dell'ordine per quanto possibile che ci fossero più vigilanze e comunque più controlli a livello locale, diciamo, ecco. Sì, fa paura insomma perché non siamo più sicuri di muoverci insomma all'interno anche di piccoli centri e comunque anche all'interno di periferie di piccole cittadine, ecco. Questo fenomeno delle bande, chiamiamole così, di giovani adolescenti insomma che girano, a Bassano è già successo, ma sta succedendo anche in paesi più piccoli, anche questo è preoccupante. Sì, è preoccupante perché si nota un certo disagio giovanile che comunque sfocia in cose che non vanno bene. Quello poverino era uno che aveva problemi psichici e fa solo pena. Lui, ma non chi deve decidere di cosa fare per persone in quella situazione, perché la famiglia è abbandonata a se stessa. E il ragazzo, a quanto sembra, si è anche pentito di quello che ha fatto. No, il ragazzo dice di non ricordare niente, la mamma si è scusata a nome di tutti. Ma quindi è comprensibile che se ha questi problemi
Lui purtroppo non si vuole curare, non è l'unico. Mi ha fatto pena la mamma, che anch'io da mamma e da nonna effettivamente mi ha colpito molto le parole di questa mamma. Bisogna, per non essere ripetitiva, appunto che siano le istituzioni che cercano di trovare qualche soluzione, se si può trovare. È una cosa vergognosa, purtroppo all'ordine del giorno mi sa che ci sono parecchie violenze in giro e è una cosa bruttissima. Questo fatto poteva capitare a chiunque? Assolutamente sì. E ripeto, purtroppo siamo entrati su un meccanismo che c'è più violenza che bene, purtroppo. Così i commenti a caldo intanto da Bassano, e proseguiamo invece con la cronaca. Torniamo nel Trevigiano, a Castelcuco, con il nostro Christian Arboit. Parliamo di un fenomeno che è sempre più in aumento, ovvero quello degli automobilisti che non si fermano all'alta e scattano così di conseguenza inseguimenti ad alta velocità. Christian, sei con Alberto Pivetta, buongiorno. Buongiorno a te Edi, siamo a Castelcuco per raccontarvi non tanto di un fatto isolato, faremo anche quello, ma di un vero e proprio fenomeno, quello che dicevi te, fenomeno al quale se ne stanno aggiungendo diversi altri, e la fotografia che emerge è particolarmente inquietante. Siamo qui per parlarne con il sindaco di Castelcuco, presidente dell'Unione Montana del Grappa, Paolo Mares, e il vicecomandante della Polizia Locale, sempre dell'Unione Montana del Grappa, Maurizio Bartuccio. Parto proprio da lei, vicecomandante. Partiamo dal fatto che si è registrato lunedì, che poi ha avuto anche delle conseguenze. Cos'è successo lunedì a Cavaso del Tomba? Allora, eravamo sul territorio per il normale servizio, arrivati nel comune di Cavaso del Tomba, veniamo superati a forte velocità da un veicolo e da qui parte l'inseguimento per cercare di fermarlo. Purtroppo l'inseguimento è durato per quasi 20 km, alla fine all'altezza di Cairano San Marco abbiamo perso il fuggitivo, ma per fortuna avevamo la targa e nei 3 giorni successivi siamo riusciti a risalire all'identità del conducente fuggito. Naturalmente le sanzioni saranno penali e amministrative e il pericolo è stato per tutti. Per fortuna non è successo nulla e siamo riusciti a venirne fuori. Questo soggetto, un quarantenne di origini marocchine residente qui nella zona, ha sfrecciato a 180 km all'ora, fino a 180 km all'ora. Sì, purtroppo le velocità su alcuni tratti sono state queste ed è, se ci pensiamo, una velocità da folli. Per fortuna siamo stati, tra virgolette, fortunati e tutto è andato per il verso giusto, perché la nostra fortuna è che siamo riusciti a denunciare il soggetto. Identificarlo, denunciarlo, ma questo soggetto a piede libero poi nella giornata di venerdì è stato protagonista di un fatto analogo sostanzialmente. Stavolta a operare sono stati i carabinieri. Sì, purtroppo il soggetto sulla stessa autovettura si è reso protagonista di un altro inseguimento e questa volta i carabinieri del Nord sono riusciti però a fermarlo immediatamente. Ecco, questo fa riflettere, Sindaco Mares, anche sugli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine. Sì, è evidente, con una battuta se ne parlava quando mi hanno reso edotto il comandante di questa situazione. Abbiamo detto dobbiamo comprare una macchina più potente per poter inseguire. Ovviamente sto scherzando, perché è evidente che i problemi legati, diciamo, a quanto abbiamo a disposizione effettivamente è un problema effettivamente grosso. Diciamo che tutto sommato abbiamo la regione che ci sta dando una mano e anche attraverso il convenzionamento che noi abbiamo messo in atto mettendoci assieme tra i vari comuni del territorio, siamo riusciti a ottenere dei contributi importanti che ci permettono di strutturarci con attrezzature all'avanguardia per poter intercettare questi figuri che continuano a delinquere e a imperversare sul nostro territorio. Quindi parliamo di telecamere, targa system e quant'altro. Al di là di questo fatto isolato che è gravissimo, c'è però da segnalare, vicecomandante, un fenomeno: sempre più inseguimenti.
sempre più persone che vedono un posto di blocco e sfrecciano via. Purtroppo sì, il trend è in continuo aumento e parliamo comunque di conducenti non solo extracomunitari ma anche italiani, maggiorenni, minorenni, che non curanti sfrecciano e non si fermano. Purtroppo i problemi sono legati anche a questa nuova società, ma quello che voglio che passi è il messaggio chiaro che non fermarsi comporta delle conseguenze gravi per tutti, quindi meglio fermarsi e accettare quello che è. Perché la gente non si ferma? Perché questo fenomeno? Lei da operatore come se lo spiega? Allora, io sono dell'idea che se una persona ha tutto in regola dovrebbe fermarsi. Sicuramente chi non si ferma ha qualcosa da nascondere, ha tutto da perdere nel fermarsi ad un posto di blocco e quindi preferisce fuggire pensando di non essere intercettato o comunque di non essere identificata. Ma nella stragrande maggioranza, per fortuna, riusciamo a beccarli. C'entra la microcriminalità? Sì. C'entra ed è un problema che attanaglia secondo me non solo i nostri comuni ma un po' tutto il paese Italia e negli ultimi anni il problema è evidente ed è molto marcato. Le cause sono tante e su questo io non posso tra virgolette dare un giudizio, però è un problema effettivo che secondo me va visionato e qualcuno dovrebbe anche prendersi nota di quello che sta succedendo. Ecco, ti do un numero, Edi, 100 sono i sequestri effettuati dall'inizio dell'anno da parte della Polizia Locale dell'Unione Montegrappa, sono tantissimi, 100 auto fermate, confiscate e sequestrate. Anche qui molto spesso si viaggia senza assicurazione. Purtroppo sì, il problema c'è, è reale, oltre al di là di non avere la copertura assicurativa abbiamo anche verificato che ci sono delle coperture assicurative fasulle in cui la persona magari abbagliata da un preventivo allettante purtroppo si mette alla guida ma non ha nessuna copertura assicurativa, quindi oltre ai rischi legati al codice della strada ci sono anche dei rischi che vanno al di là, penso per esempio ad un incidente senza copertura assicurativa che comporta dei rischi elevati. Noi cerchiamo di essere presenti e di verificare e controllare, ma il problema c'è. Il problema c'è e spesso sono assicurazioni fake, false, contratte in buona fede ma false. Sì, purtroppo sì, in buona fede ma false, quindi senza nessuna validità. Senta Sindaco, i controlli a questo punto proseguiranno, questo è il vostro intento sostanzialmente, questa è la filosofia del corpo intercomunale, del corpo dell'Unione Montana? Assolutamente sì, credo che tutto nasca da problemi non legati strettamente al codice della strada quanto piuttosto a quello che è oramai il grosso problema che sta dilagando anche sulla pedemontana del Grappa, e sto parlando ovviamente dei Maranza e di quei giovani che imperversano sul nostro territorio. Da lì abbiamo cercato di coordinare la nostra polizia locale, ovviamente confrontandoci anche con i carabinieri per poter garantire la maggior tranquillità possibile ai nostri cittadini. Da qui i risultati sono evidenti e da questo punto di vista non posso far altro che ringraziare per l'operato ovviamente il comandante Cunial e il vicecomandante e ovviamente anche i 4 ragazzi che sono molto motivati, e lo sottolineo perché effettivamente bisogna evidenziare anche questo aspetto. Abbiamo delle persone che rischiano la vita perché a fare un inseguimento si mette a repentaglio la propria vita e non è da tutti, e noi abbiamo da questo punto di vista un corpo di polizia locale che sta funzionando alla grande. Ecco, perché lunedì con un inseguimento, con un'auto che sfreccia a 180 km all'ora, ovviamente si rischia anche la vita. Purtroppo sì, il rischio non è solo per gli operatori, è anche per la persona che sfugge, ma soprattutto anche per tutti i cittadini e tutti gli utenti della strada. E in questo purtroppo momento sappiamo tutti quello che succede, bisogna veramente stare molto attenti, ma questo non deve, tra virgolette, far sì che ognuno non faccia il suo lavoro. Noi facciamo il nostro lavoro, cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile e naturalmente cercando di evitare tutti i pericoli che possono accadere.
Grazie davvero Vicecomandante, grazie Sindaco Mares, Presidente anche dell'Unione Montana del Grappa. Grazie da Castelcucco, è tutto. Edi con Alberto Pivetta, ti restituisco la linea. Grazie Cristian, insomma continueremo anche noi a monitorare il territorio sotto questo punto di vista. Grazie ancora a Cristian Arboito, noi andiamo in pubblicità e poi torniamo in diretta ancora qui in studio. A tra poco. Siamo tornati in diretta dopo la pubblicità. Mi ha raggiunto in studio Riccardo Mastronicola, che ringrazio, coordinatore provinciale della Protezione Civile di Treviso. Grazie per essere qui con noi. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Perché qui Riccardo, io e te ci diamo del tu, perché così agevoliamo anche la conversazione. È stato un duro lavoro quello della Protezione Civile in questi giorni, un lavoro intenso che ne parlavamo appena adesso fuori microfono, insomma, che sono state ore molto intense per il numerosissimi interventi che avete dovuto fare proprio in provincia. Come vi siete coordinati? Ma diciamo che nella giornata di giovedì, da giovedì pomeriggio fino a ieri sera alle 8:30, noi siamo stati in servizio ininterrottamente. Nella giornata di giovedì notte, andando verso venerdì, abbiamo fatto 15 interventi e ieri sera ne abbiamo fatti 15 di sopralluogo. Perciò sicuramente è stato 2 giorni abbastanza impegnativi. Sono stati interventi che sono stati coordinati come un sistema, come il sistema di protezione civile ci insegna, insieme ai vigili del fuoco, insieme alle forze dell'ordine e sicuramente insieme anche alla nostra polizia locale, a cui noi facciamo riferimento come anche sala operativa. Ecco, questo connubio di sale operative tra polizia locale e vigili del fuoco ha fatto sì che noi abbiamo dato supporto sia ai vigili del fuoco e sia alla polizia locale per il disbrigo di alcuni interventi che ci hanno visto impegnati. Noi stiamo vedendo alcune foto anche che vi coinvolgono i vigili del fuoco e tutte le forze dell'ordine. Spesso il vostro lavoro viene un po' offuscato perché me lo dici anche sempre, noi facciamo, non ci piace apparire, è importante che siete qui, sei qui tu oggi in veste poi di rappresentanza di tutto il corpo della protezione civile, siete accanto alle persone ogni giorno. Ieri so che ne parlavamo anche col vice sindaco di Treviso Manera, avete fatto ben 2 riunioni ieri per capire come anche organizzarvi per le ore che sono appena trascorse, in cui era prevista ancora maltempo, allerta gialla, che ricordiamo è in vigore fino alle 14 di oggi. Sì, direi anche più avanti anche verso la serata. Ok, sì, sono già cambiate le previsioni, sì, dunque. Sì, raccontaci, sì. Riccardo. Ma intanto sicuramente queste riunioni che vengono da noi chiamati debrief, sono i debrief che vengono fatti dopo le varie necessità che noi veniamo impegnati. Sono debrief opportuni per capire dove possiamo sempre migliorarci e dove possiamo sicuramente dare riscontro alla popolazione che ci chiede aiuto. Ecco, è stato un debrief tecnico più che altro a livello proprio comunale, ottimo debrief insieme al nostro comandante Patrick Antonello, insieme ai dirigenti di settore che sono stati impegnati come noi diciamo nella calamità che ci ha visto impegnati tra giovedì e ieri. Debrief che sicuramente porteranno i risultati nei prossimi giorni. Allora, mi chiedono, scusami Riccardo, mi chiedono subito la linea da Venezia. Noi torniamo a parlare, se hai 5 minuti di tempo, torniamo a parlare di questo. Mi chiede la linea subito Lorenzo Maier da Venezia, perché ovviamente sono giornate di fermento anche a Venezia e la Protezione Civile agisce in sicurezza anche in quei contesti, peraltro. Protezione Civile di Venezia, noi intanto chiedo alla regia se c'è, eccolo lì, lo vedo, il nostro Lorenzo Maier che si sta preparando al collegamento, poi deve scappare per le interviste. Sono giorni, è un weekend di tantissimi eventi al Lido per la mostra del cinema, l'82esima, ieri la giornata di Giulia Roberts con il film di Luca Guadagnino che ricordiamo non è in concorso ma diciamo si è rubata la scena, il red carpet, oggi tutti parlano di Giulia Roberts, abbiamo incontrato grazie ovviamente sempre al nostro Lorenzo Maier presente da giorni su quegli schermi anche tanti attori italiani che partecipano al concorso, abbiamo visto
Tony Servillo, Paolo Sorrentino, ma non solo, ci racconta tutto Lorenzo Maier, che è ora in diretta proprio dal Lido di Venezia. Lorenzo, buongiorno. Oggi il grande giorno degli horror, c'è Frankenstein, ma soprattutto la giornata della grandissima manifestazione pro-Palestina. Sono attesi in 3.000 proprio al Lido. Buongiorno Edi e ai nostri telespettatori. Sì, ci troviamo qui a Villa Nidiolo, che è una location della mostra dove fanno tappa un po' tutti i divi per fare le interviste dedicate. Oggi è la giornata per quanto riguarda i film, oltre a quello che tu hai giustamente detto di Guillermo del Toro, Frankenstein, l'horror, e anche del documentario italiano in concorso di Gianfranco Rosi, ma è chiaro che l'attenzione un po' è puntata su questa Venice for Palestine, questa manifestazione che partirà dalla terraferma intorno alle 17, dovrebbe arrivare qui alla cittadella del cinema. In teoria i manifestanti, circa 3.000, poi vedremo i numeri esatti che arriveranno qui anche con una motonave, sbarcheranno in piazzale Santa Maria Elisabetta, non dovrebbero arrivare all'interno della mostra, ma il corteo che è stato autorizzato dovrebbe fermarsi proprio all'imbocco, ma comunque ci sarà una grande visibilità ovviamente, perché il corteo dei manifestanti arriva da tutto il Veneto e fermandosi all'ingresso della mostra anche il festival dovrebbe rispettare i suoi orari delle varie programmazioni dei film, quindi due binari che si incroceranno senza però disturbarsi, nel senso la mostra è attenta, il mondo del cinema è attenta alla situazione di Gaza, ma il festival parteciperà perché anche la madrina ha detto di volerlo fare, però c'è anche giustamente lo spettacolo. Ma a proposito di Gaza e del nostro cooperante Alberto Trentini, che si trova in carcere da quasi 300 giorni, ieri al premio Bresson, un premio importante che viene dato dalla Fondazione dello Spettacolo della Chiesa Italiana al Mondo del Cinema, abbiamo intercettato il segretario generale della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, che ha parlato sia di Gaza che del nostro cooperante Alberto Trentini. Ecco quello che ci ha detto. Venezia esprime un mondo, un contesto, ma anche attraverso dei film dei valori che poi arriveranno all'utente finale, quindi star qui significa poter allenare lo sguardo e dialogare con le persone che sono protagonisti, in qualche modo autori e creatori del film. Ultime due cose che chiedo per favore: i primi mesi di pontificato di Papa Leone, come li state vivendo? Sicuramente avrà avuto modo di confrontarsi, di parlare. Ma per esempio il primo incontro che il Papa ha avuto con noi della CEI ha parlato della visione antropologica dell'uomo e della necessità di saper declinare questa visione in giudizi, in visioni capaci di salvare la dignità di ogni uomo, e questo lo facciamo anche qui, anche nel dialogo con il mondo del cinema. Certo. Ieri poi il mondo del cinema ha lanciato un appello per la scarcerazione di Alberto Trentini, questo cooperante italiano, veneziano, non so se anche lei vuole dire qualcosa, che è in carcere in Venezuela da più di 300 giorni. Certamente, noi siamo a favore e dobbiamo lottare per la dignità di ogni uomo, e quindi la scarcerazione di questo nostro fratello, così come poco fa il presidente della CEI insieme a quelli dell'UCOI e anche alla comunità israelitica ha lanciato un appello a favore della pace, e quindi dobbiamo cercare alleanze di speranza a favore della vita di ogni uomo. Eccoci allora, Palestina, Alberto Trentini, temi importantissimi, ma anche il mondo del cinema. Ieri il ritorno, possiamo dire, a casa di Luca Guadagnino, perché questo è stato il festival che lo ha scoperto, che lo ha lanciato. 6 minuti di applausi, una standing ovation per il suo After the Hunt, un lungo abbraccio con Julia Roberts. Commosso Luca Guadagnino, sentiamo quello che ci ha rilasciato, una breve battuta in esclusiva prima della conferenza stampa sulla Darsena del Casino. Posso chiederti una cosa su questo film?
e devo scappare. Una cosa sola. Vai. Cosa dici? Com'è il tuo ritorno a casa a Venezia? Amo stare a Venezia, è un festival meraviglioso e sarò sempre felice di tornare. E cosa racconti in questo film? Troppo complesso. Sulla Darsena del Casino, il regista Luca Guadagnino, tra i fan in estasi per tutto il cast e la prima volta in assoluto di Julia Roberts alla Mostra di Venezia, fa un piccolo strappo al protocollo e alle decisioni di parlare solo in conferenza stampa, con rarissime eccezioni, per raccontare, in esclusiva per le nostre reti, il suo rapporto con Venezia. La prima laguna di Julia Roberts ha incantato la mostra. Poi la conferenza stampa. Credo che l'idea del film, la cosa che mi piace, che adoro del film, è che guardiamo alle persone attraverso la loro verità, ognuno ha la sua verità. Non è che vi sia una verità più importante dall'altra. La cosa fondamentale è come vediamo questo scontro tra verità e quali sono i limiti, i confini tra verità. Non è una questione di creare un manifesto per dare nuova vita a delle discussioni. Quelle discussioni che vengono riviste in un modo nuovo in questo film. E il fatto che siete usciti dalla sala e avete discusso del film e avete parlato di questo argomento, noi volevamo proprio questo, che alla fine del film ci fossero tutte queste emozioni, tutti questi punti di vista diversi. Immaginare di essere in una situazione in cui siamo già passati ad una nuova ondata di femminismo è difficile. Ecco, forse questo parla della realtà dell'essere l'uno con l'altro nella società, quello che abbiamo cercato di fare, quindi è quello di far emergere una cosa che ci sembrava molto vera, molto reale. È qualcosa che, come diceva Giulia, fa sì che le persone si chiedano in che cosa credono. Eccoci, allora abbiamo poi intervistato anche Alba Rohrwacher, che è stata protagonista di uno dei film più attesi con George Clooney, ha raccontato la sua emozione di stare sul set e una breve piccola intervista esclusiva che farei partire. Adesso stiamo andando a intervistare Gianfranco Rosi e altri attori. Se non hai domande ci sentiamo più tardi nel corso dei telegiornali anche per aggiornarvi su quella che sarà la manifestazione che arriverà qui intorno alle 17. George Clooney non ha tradito l'attesa di migliaia di fans e persone e si è presentato regolarmente sul red carpet nonostante la sinusite e la pioggia. Nel cast di Jay Kelly, grande produzione hollywoodiana, spicca anche un'attrice italiana conosciuta però in tutto il mondo e quindi di fama internazionale, come Alba Rohrwacher, che racconta la sua grande emozione dopo la proiezione del film, prima di consegnare il premio Bresson all'Excelsior. Com'è stato con George Clooney? È stato molto emozionante, divertente e anche facile. E cosa ti ha colpito di questo lavoro? La gentilezza di tutte le persone che ho incontrato e la profondità della sceneggiatura. Sai che era uno dei film più attesi questo? Ti rende felice secondo te il cinema? Cosa può e cosa deve fare? Raccontare delle storie, provare a parlare alle persone e magari farle essere un po' migliori. Poi la conferenza stampa. Ho sempre apprezzato il mio agente, il mio pubblicista, il mio manager, so bene quanto duramente lavorino, so quanto sia difficile sentire i miei alti e bassi nella vita ed essere sempre al mio fianco. A volte sono stato molto forte nelle mie posizioni. È stata una grande emozione farla parte di un uomo che è molto devoto ad un personaggio come quello di George Jay. Ammiro tutte le persone che agiscono in questo modo, so quanto valore abbia. Ecco, una delle mie battute più preferite è: tu sei Jay Kelly 1, tu sei Jay Kelly 2, quanto può significare questo? Dà il suo cuore a Jay e le persone che lavorano con me hanno questa stessa sensazione per quanto riguarda la mia carriera.
Adam Sandler e il nostro Lorenzo Maier, che come sempre riesce a estorcere interviste a chiunque e continuerà anche oggi. Oggi seguirà per noi anche la manifestazione pro-Palestina. Ricordiamo, sono attese più di 3.000 persone per manifestare per la Palestina. Si stanno avendo inoltre numerosi dibattiti in queste ore su chi degli attori ha firmato o non firmato questo appello affinché cessi la guerra a Gaza che comunque soprattutto Gaza City nella notte è stata duramente colpita. L'attacco di Netanyahu continua a non finire, l'intento di prendersi tutta la striscia continua. Dunque seguiremo la manifestazione, ve ne daremo ovviamente conto anche durante i telegiornali di questa sera. Qui con me in studio è rimasto intanto, e ringrazio per l'attesa e la pazienza, Riccardo Mastronicola, coordinatore provinciale della Protezione Civile di Treviso. Stavamo parlando di questi giorni di forte maltempo, abbiamo aperto la nostra prima edizione raccontando un po' il resoconto dei danni che ha lasciato questa violenta tromba d'aria che c'è stata nel Trevigiano. Abbiamo sentito anche ieri per esempio il sindaco di Villorba che ci ha raccontato che su Villorba si è proprio abbattuto una tromba d'aria e gli strascichi che sono arrivati fino a Treviso, in centro a Santabona e dopo a Castagnole di Paese, dove un cipresso si è abbattuto su un cimitero e ha completamente distrutto le cinte murarie e le tombe. Stavamo parlando inoltre che ieri, proprio perché è ancora in vigore l'allerta gialla che ci dicevi Nicola durerà ancora per tutto oggi, più o meno le previsioni stanno leggermente cambiando, infatti la fine era attesa di questa allerta gialla alle 14, ma probabilmente di qualche ora. Si protrae di qualche ora. Come vi siete organizzati? Avete fatto anche delle riunioni ad hoc per capire come intervenire e cosa migliorare per i prossimi interventi, perché sono allerte che comunque continueranno anche nei prossimi giorni secondo il meteo, insomma. Sì, beh, noi siamo sempre pronti come H24, 365 giorni all'anno, come si suol dire. Beh, noi ci organizziamo in base alle emergenze, in base alle allerte, scusami, che ci arrivano dalla Regione Veneto. La Regione Veneto ogni giorno alle ore 14 emette un tecnicamente chiamato CFD, che ora è pubblico, basta solo andare sul sito della Regione Veneto Protezione Civile e tutti possono scaricarlo. Ecco, noi da quelle tavole che la Regione Veneto, con l'aiuto dell'Aeronautica Militare e il centro meteorologico di Teolo, noi ci mettiamo in allerta. La Regione Veneto è divisa in varie zone, con le province e tutto, e in base alla collocazione dei nostri comuni noi ci allertiamo e ci predisponiamo e ci organizziamo per eventuali emergenze. Per quanto riguarda il mio comune, noi siamo un gruppo abbastanza numeroso, noi abbiamo già delle squadre operative, di solito abbiamo dalle 3 alle 4 squadre operative pronte in circa 15 minuti a essere fuori in aiuto, in ausilio della popolazione. Abbiamo letto che Vigili del Fuoco e Protezione Civile hanno svolto solo su Treviso 60 interventi, sono stati quasi un'ottantina su tutta la provincia. Io giovedì sera sono passato, come faccio sempre, dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco per capire com'è lo status d'arte e dato la grande amicizia, la nostra fratellanza con i Vigili del Fuoco, soprattutto da tutte le parti, anche a livello territoriale, anche nazionale, ma soprattutto qua nel provincia di Treviso c'è proprio una grandissima amicizia, mi faceva proprio vedere i vari interventi. Molti abbiamo gli interventi minori, perché noi possiamo solo unicamente fare determinati interventi, ma il soccorso tecnico urgente possono farlo solo unicamente i deputati a farlo e sono solo unicamente i Vigili del Fuoco. Noi abbiamo fatto il contorno, ma questo contorno ha fatto sì che loro potessero concentrarsi sugli interventi di maggiore importanza. Certo, queste riunioni che avete fatto ieri, sono molto curiosa di questo. Mi dicevi prima fuori microfono, noi le facciamo per capire come poterci organizzare, cosa migliorare. Cosa c'è da migliorare secondo te? Ma c'è da migliorare sicuramente una sinergia che viene data da un sistema, il sistema di protezione civile, che praticamente dice che tutti facciamo protezione civile, anche tu che sei qua in studio fai protezione civile perché sei una cittadina e tutti devono fare protezione civile. Poi ci sono i deputati
farla a livello operativo, tra cui ci siamo noi come corpo di volontariato e poi ci sono le forze dell'ordine. Ecco, questa sinergia deve essere sempre più centrale. Sicuramente noi abbiamo una grande regia, il mondo del volontariato ha una grande regia che è molto collaudata e anche benissimo coordinata, che è la nostra Regione Veneto. Noi, la nostra sala operativa della Regione Veneto, che come noi H24 365 giorni l'anno risponde, sempre. E noi abbiamo questa grande fortuna, come i Vigili del Fuoco hanno la loro sala operativa, noi abbiamo la nostra sala operativa. Sicuramente poi a cascata sicuramente abbiamo, sai, la catena è grande, qualche maglia ogni tanto si inceppa o magari c'ha qualche problema. Sicuramente questi problemini qua devono essere risolti non dal mondo del volontariato, perché il mondo del volontariato basta che lo chiami. Guarda, abbiamo visto questi 2 giorni qua nella nostra zona, nella zona del Trevigiano, ma noi venivamo la settimana prima, siamo stati a Spinia 2 giorni. Certo. Poi siamo stati a Roma per il Papa, noi abbiamo fatto 3 campagne giù a Roma, ma i colleghi per esempio del settore radio sono stati giù mesi a coordinare, a preparare, perciò ecco questo è, ma questo è tutto sotto la regia della Regione Veneto. Ecco, perciò questo sicuramente bisogna lodare questo. A livello territoriale c'è qualche cosa da mettere a posto, ma non compete a noi del volontariato farlo. Assolutamente, ricordiamo che appunto il vostro lavoro è quello di essere volontari sempre accanto alle persone. Quante persone siete che operate sul territorio? Nel senso di Treviso, sì. Di Treviso, guarda, noi siamo, allora, a Treviso noi siamo come gruppo comunale, perciò noi il gruppo comunale a oggi conta circa 85 persone, ok? Di cui questi 85, una sessantina sono operativi, perciò pronti per andare in emergenza. Gli altri sono un contorno, sono i nostri segretari, sono anche gente anziana che giustamente magari fa altro, non fa più operatività. Ma assolutamente meno male che abbiamo gli anziani, perché noi lavoriamo anche, gli anziani ci preparano per poi uscire. Poi sul territorio di Treviso poi abbiamo anche altre realtà di protezione civile come ci sono da tutte le parti. La protezione civile su 94 comuni della provincia di Treviso è presente in 94 comuni, o come gruppi comunali o come associazioni oppure come convenzioni, perché poi ricordiamo anche che ci sono c'è ANA, che è l'Associazione Nazionale Alpini, e l'Associazione Nazionale Carabinieri, che sono 2 componenti molto importanti e molto numerose che compongono protezione civile e assolutamente sono molto radicate nel territorio trevigiano. Quello che è importante è del vostro lavoro è che riuscite a coordinarvi per intervenire sempre in emergenze che non passano mai, e lo diceva ieri anche il vice sindaco Manera, noi parliamo di emergenze ma ormai cioè ce lo si aspetta che possa succedere all'ennesimo temporale, qualcosa di brutto e di grave possa succedere sul territorio. Come state vivendo anche nella vostra organizzazione interna questo tipo di cambiamento climatico? Guarda, mi hai dato un ottimo assist. Perché ti spiego, io tra le tante mie competenze faccio parte anche di una commissione regionale per la formazione di tutti i volontari della regione. La formazione del volontariato sta cambiando, perché appunto dobbiamo andare incontro a delle esigenze che cambiano. Sono cambiate e lo sappiamo benissimo, c'è stato uno spartiacque con il Covid. Certo. Noi abbiamo affrontato un'emergenza senza essere preparati, perché non siamo preparati a un'emergenza come Covid, però l'abbiamo fatto. Ecco, da quel momento noi ci stiamo organizzando, tanto è vero che con la Regione Veneto abbiamo detto il volontariato così è un po' vecchio, dobbiamo essere più dinamici. E assolutamente essere dinamico, volontario, vuol dire andare verso i droni, andare verso nuove realtà, e assolutamente il volontario, voglio dirlo, non è colui che va a fare la sagra non è più volontariato di protezione civile, quella è un'altra cosa, quello è volontariato, punto e basta, non è protezione civile è essere all'ausilio della popolazione, essere un ausilio alle forze dell'ordine. Guarda, ieri sera ero in una riunione a Padova
prima che venisse fuori tutto quel casino, certo. Infatti io ho lasciato fatto vedere. Infatti vedevo, ho lasciato Padova che avevo l'acqua veramente che arrivava, mi lambiva la portiera. Dovevo scappare a Treviso perché quel temporale stava arrivando verso Treviso, infatti sono arrivato a tempo, ma non ha fatto granché dalle nostre parti. Bene, mentre ero in tragitto un'altra signora anziana mi ha chiamato, mi ha detto guarda, c'è una signora anziana, non riesce a dormire dal pensiero perché l'acqua gli va, perché gli è andata su. Mi porti dei sacchi di sabbia? Bene, ho chiamato nella mia sede, la mia squadra, preso e gli ha portato i sacchi. La signora tranquilla. Ecco, questo è essere vicino alla popolazione. Noi siamo vicini alla popolazione sempre, in qualsiasi modo noi ci adoperiamo. E diciamo, il nostro grazie, il nostro stipendio è il grazie che ci dice le persone che andiamo ad aiutare. Riccardo Mastronicola, grazie mille per questo spazio, questo intervento e il tempo che ci hai dedicato per raccontare da dietro le quinte, insomma, come poi si organizza il lavoro della Protezione Civile, soprattutto in queste ore di allerta meteo. Grazie ancora, coordinatore provinciale della Protezione Civile di Treviso, e grazie, ci sentiamo ovviamente presto, siamo sempre in contatto anche noi con te e vi seguiamo nel vostro prezioso lavoro che fate. Noi andiamo in pubblicità qualche secondo, poi torniamo ancora con le notizie dal territorio, tra poco. Ritorniamo in diretta e torniamo a parlare di cronaca che arriva dal trevigiano, dal coneglianese, soprattutto perché ci sono appena iniziata la vendemmia e ci sono ancora cantine nel mirino dei ladri, almeno 3 i colpi messi a segno 2 notti fa nel coneglianese. Si tratta tra l'altro delle stesse aziende agricole prese di mira proprio un anno fa. Torna in azione la banda delle cantine tra le colline di Conegliano. 3 i colpi messi a segno in una sola notte, approfittando probabilmente del maltempo che imperversava sulla zona. I malviventi, forse 3 persone, sono entrati nelle aziende agricole Cadei Falchi, l'antica Querce, Biancavigna, forzando le finestre. Una volta all'interno hanno girato tra gli uffici portando via il fondo cassa, qualche centinaio di euro, il bottino complessivo. Le indagini sono affidate ai carabinieri, al vaglio le immagini delle telecamere. Saranno poi analizzate anche le 4 tracce di sangue lasciate da uno dei malviventi che si è ferito dopo aver sfondato una finestra dell'azienda Biancavigna. Quelle prese di mira in queste ore sono le stesse 3 cantine finite nel mirino dei ladri esattamente un anno fa, nel pieno periodo della vendemmia, tra fine settembre e i primi di ottobre. In quell'occasione sia Cadei Falchi che alla cantina Biancavigna la banda, 3 uomini in azione e un quarto a fare da palo, immortalata nelle immagini della videosorveglianza, si era introdotta nel wine shop prima di spostarsi negli uffici mettendo tutto a soqquadro. Nel primo caso era scappata con un sacchetto contenente alcune monete. Ben più ingente invece il bottino in via Montenero, diverse migliaia di euro i danni subiti. Durante questi furti era stato ipotizzato l'utilizzo da parte della banda di un disturbatore per interrompere o bloccare il sistema d'allarme. I colpi della notte scorsa sembrano ripercorrere quanto accaduto all'incirca nello stesso periodo un anno fa, e torna la preoccupazione tra le cantine coneglianesi. Parliamo della NASPI, i furbetti della NASPI alla richiesta poi di revisione dello strumento per chi perde il lavoro. Da Confartigianato di Treviso i numeri, le richieste e le scoperte, come quella di 10 persone di origine indiana che volevano aprire una partita IVA qualche mese fa. Entriamo nel dettaglio con Elena Dal Forno. Noi entriamo in un contesto dove c'è del buono. Cioè non è che la NASPI è il sovvenzionamento dei delinquenti, di quelli che non hanno voglia, ma se per salvarne 2 ne devo pagare 2.000... È un concetto semplice, quello che la Confartigianato denuncia, ovvero che la NASPI, lo strumento che dovrebbe servire a sostenere il reddito di chi non ha un lavoro, oggi non funziona più ed è terreno di furbetti, come gli ultimi scoperti di recente ad Oderzo, quando 10 persone di origine indiana, provenienti dal comparto agricoltura e licenziate, si sono presentate per aprire partita IVA. E lì ci siamo un attimo insospettiti, perché non è proprio usuale che arrivino più persone al giorno chiedendo di poter aprire una partita IVA, quindi un'impresa. Abbiamo fatto un po' un'indagine, abbiamo capito che sotto c'era qualcosa che non funzionava. L'apertura di una partita IVA dà diritto ad avere una NASPI di 18 mesi anticipata,
col patto che poi tu la partita IVA la tieni aperta per almeno 2 anni. Però il sospetto che uno che arriva da Nuova Delhi prenda questi 15-16 mila euro cash e poi se ne torni per gli affari suoi da qualche parte nel mondo ci è venuto, e quindi lì abbiamo scelto di non renderci complici. La questione è più ampia però. Oggi lo strumento consente a molti di non impegnarsi a cercare un lavoro, nonostante le aziende invece cerchino disperatamente manodopera, perché possono arrotondare anche con lavori in nero, mentre le aziende artigiane trevigiane pagano 16 milioni di euro l'anno per sostenere la Naspi. Di fatto uno non è incentivato a cercare lavoro, o comunque non è incentivato a cercarlo presto. Qui a Treviso, nel Veneto in generale, uno che cerca lavoro nell'arco di 2-3 mesi lo trova, se non lo trova vuol dire che lo cerca male. I numeri lo dicono chiaramente: dal 2022 al 2023 ci sono quasi 2.000 percettori di Naspi in più, da 21.700 a 23.400. Se leghiamo questo numero, i 2.000 percettori di Naspi in più, al fatto che le aziende hanno sempre maggiore difficoltà nella ricerca di manodopera, questi due dati cozzano tra di loro, e quindi il significato è che la Naspi, che è uno strumento che è assolutamente importante, oggi così come costruito è completamente anacronistico. Apriamo la pagina politica. Ieri sera il direttivo regionale del Partito Democratico del Veneto che ha approvato le liste dei candidati che correranno per il Consiglio regionale in tutte le province del Veneto. Un risultato, si legge nella nota del partito, che conferma l'organizzazione e la tempestività con cui il PD e il centro-sinistra tutto hanno affrontato la campagna elettorale. Abbiamo costruito liste solide, radicate nei territori, rappresentative della società veneta e delle sue energie migliori, commenta il segretario regionale Andrea Martella. Ci presentiamo al voto con una proposta chiara, mentre nel centrodestra continuano a regnare incertezza, tensioni interne, una trattativa infinita sul nome del candidato. Dopo 30 anni di potere non riescono neppure a decidere chi debba guidare la loro coalizione. E di elezioni regionali ha parlato oggi Giuseppe Conte, che era in visita nel Padovano proprio per le regionali. Ha parlato nelle sue interviste con i giornalisti anche di quanto sta accadendo a Gaza. Sentiamo. Commemoriamo Giorgio Perlasca, che si è battuto, ha salvato migliaia di ebrei e ci ricorda un momento buio della storia del Novecento, un momento, l'orrore di questa vicenda, e nello stesso tempo anche un atto di coraggio estremo, 5.000 ebrei salvati dall'Olocausto. Purtroppo i tempi bui non sono terminati, pensavamo di non rivivere mai l'orrore, ma lo stiamo rivivendo. Penso che in questo momento e in queste ore si intensificano gli attacchi, i bombardamenti, si estendono sempre più a Gaza, dove abbiamo una popolazione stremata, tantissimi già uccisi, anche bambini, nello stesso tempo affamati, assetati. Adesso sono costretti anche a spostarsi, sono sfollati di fronte a una condotta criminale del governo Netanyahu. Movimento 5 Stelle che in Veneto è nell'alleanza di centrosinistra e sostiene Giovanni Manildo. Voi siete pronti a correre per le regionali? Sì, condividiamo questa responsabilità, questa corresponsabilità per questo progetto politico, per cercare di dare un segnale, di voler offrire anche un'alternativa a questa terra rispetto a quello che è stata le forze di maggioranza uscenti. Ci siamo anche noi con tutta la responsabilità e con tutti gli ideali, gli obiettivi che ci stanno a cuore per un Veneto che rilanci il tessuto produttivo. Questo è il primo passaggio, perché questa è una terra molto operosa, una terra di piccole e medie aziende, una terra dove tantissimi lavorano dalla mattina alla sera per creare valore aggiunto, quella cultura di impresa seria, quotidiana, fatta di sacrifici, di grandi sforzi, con tasse elevate e con tantissime difficoltà anche burocratiche.
Così Giuseppe Conte, leader dei 5 Stelle, parliamo di sanità, cambiamo decisamente argomento, parliamo di caccia alle zanzare. Perché? Perché dopo un caso di infezione umana trasmessa agli insetti, Valerio Valeriano, medico esperto dell'ULSEI Ugania, utilizza la tecnica dell'andare a caccia sostanzialmente di zanzare e di vedere gli effetti delle punture sugli umani per capire come funzionano, insomma, i virus che vengono trasmessi. Forse non tutti sanno che quando abbiamo presenza di infezioni da arbovirus trasmesse da zanzara sul nostro territorio, ad esempio dengue, è previsto il monitoraggio e la verifica della presenza di adulti di zanzara femmina vicino al caso di infezione. È Valerio Valeriano, esperto del servizio igiene e sanità pubblica dell'ULSEI Euganea, a spiegare come in caso di infezione umana si vada a scopo preventivo letteralmente a caccia di zanzare, diverse le tecniche usate. Una di queste ad esempio è lo human landing, che come la locuzione intende è l'atterraggio sull'uomo, ovvero io e i miei colleghi andiamo vicino a dove abita il caso, in un raggio di 200 metri, il caso quindi di infezione, e controlliamo che non ci siano atterraggi di zanzara su di noi. Questo viene fatto ovviamente in sicurezza, seguendo quanto dettato dalla DGR 421 del 2025 della Regione del Veneto, utilizzando abiti coprenti chiari per la parte superiore del corpo, che quindi sono poco attrattivi, e abiti coprenti scuri sulla parte inferiore, che sono invece attrattivi. Per attirare artropodi potenzialmente infetti, esperti come il dottor Valeriano si posizionano in siti dove le femmine di zanzara tigre possono posarsi, come ad esempio una siepe. Si scrolla la siepe, si aspettano 15 minuti e si osserva se gli adulti di zanzara tigre si appoggiano su di te. In pratica si fa da esca. Un'altra modalità è l'uso di trappole ematologiche che richiedono più tempo. Controllo che va fatto su più step. È anche importante fare questo tipo di controllo e monitoraggio dopo un trattamento di disinfestazione in presenza di virus. Perché? Perché così verifico che il trattamento che ho fatto sia stato efficace e quindi teoricamente ho sterilizzato, l'area attorno al caso di infezione. E ora andiamo a scoprire quale sarà il meteo per le prossime ore con il nostro generale Giancarlo Iannicelli. Dopo le piogge intense che ci hanno interessato nelle scorse ore dovute al passaggio di più un sistema perturbato, fenomeni intensi ma di breve durata, ma molto intensi, una quantità di pioggia molto forte è caduta sulle nostre zone. Ora però la questione cambia, l'anticiclone delle Azzorre con più decisione si impossesserà delle nostre zone, questo garantirà una pausa di tempo discreto per fine settimana, anche se notate proprio per sabato una coda di un sistema perturbato che scorrerà su di noi apporterà di nuovo un piccolo peggioramento ma poco significativo. Notate però sull'Atlantico già un sistema perturbato molto più organizzato, molto più intenso, che già da martedì potrebbe di nuovo invadere le nostre zone e apportare un nuovo, anche se veloce, peggioramento del tempo con fenomeni localmente anche più intensi. Più in dettaglio quindi su Treviso, su tutto il Trevigiano, per domani una nuvolosità irregolare, nel primo pomeriggio possibilità, come dicevamo, di un aumento della copertura e localmente qualche breve precipitazione, comunque poco significativa. Poi una tendenza a rasserenamenti, al sereno che dovrebbe accompagnarci in gran parte la giornata di domenica e anche di lunedì. Martedì un peggioramento e poi una variabilità con ampi spazi di sereno nel proseguo della settimana. I venti sono deboli, di direzione variabile, c'è localmente qualche rinforzo e le temperature nella media 15-17 gradi le minime, le massime dai 25 ai 27 gradi. L'Alto Adriatico mosso, localmente molto mosso. È tutto. Così il nostro generale che ci ha dato le previsioni per i prossimi giorni, speriamo dunque nel bel tempo. Noi continuiamo in chiusura a parlare del caso delle suore del monastero di Vittorio Veneto, le sorelle guidate da Madre Aline, che festeggiano invece insieme ora alla comunità che le ha aiutate nella loro nuova vita nella villa di San Vendemmiano, dove hanno anche fondato una nuova associazione per sostenersi vendendo i loro prodotti. Grazie della vostra presenza, questo è un momento di ringraziamento, è un piccolo ringraziamento che possiamo offrire a voi che ci avete aiutato nei momenti che noi più avevamo bisogno, quindi se noi siamo qui
e soprattutto grazie anche a voi. Una festa per ringraziare la comunità e i tanti sostenitori che le hanno aiutate. Madre Aline e le altre 11 consorelle, fuggite dal convento dei Santi Giacomo e Protasio a Vittorio Veneto nell'aprile scorso, hanno voluto festeggiare così, nonostante la pioggia battente, le tante persone che si sono prodigate per aiutarle nella loro nuova vita dopo la fuga. Fuggite nottetempo e con niente in mano, senza denaro o vestiti, oggi abitano in una villa messa a disposizione da un benefattore locale che, grazie alle loro amorevoli cure, oggi le sorelle hanno trasformato in un posto più che accogliente. Quando sono arrivato qui per la prima volta, ci racconta uno dei donatori, questo posto era messo male e credevo non ce l'avrebbero fatta. Ma l'incredibile spirito positivo e combattivo di Madre Aline, l'ex badessa venuta dal Brasile, ha trascinato tutte quante e ora le sorelle curano l'orto, pregano, cantano, tutto nel nome di Dio. Ma hanno fatto di più, hanno fondato un'associazione che hanno chiamato 100 volte Melius, con la quale venderanno il miele, le creme all'aloe, forse il prosecco, ma anche la birra. Tutti le stanno aiutando, persone comuni e produttori locali, a dimostrazione del bene che hanno seminato e che continueranno a dare, in una nuova veste, anche social, ma certamente nella gratitudine. E la gratitudine è un dono di Dio, quindi la gratitudine viene da Dio. E oggi vogliamo appunto festeggiare questa fedeltà di Dio nella nostra vita che si è manifestato per mezzo vostro. Grazie di cuore, siete tanti, abbiamo cercato in tutti i modi che non prendevate la pioggia, ma purtroppo qualche goccia c'è, ma speriamo che siano gocce di benedizioni, ecco, e non di pioggia. Così dunque da San Vendemiano e si chiude con questa notizia la nostra prima edizione. Ringrazio in regia Francesco Cerone e Alessandro Granziera. L'appuntamento è con i telegiornali della sera, dopo la sigla come sempre invece le previsioni del tempo. Una buona giornata a tutti, grazie.